a voi deve essere chiara una roba, perché c'è patti chiari e amicizia lunga qua. Il discorso è questo, questi signori qua ve li manda la prefettura tramite i media. Noi abbiamo fatto opposizione, è un anno che facciamo casino, questa roba qua è la più gran vergogna che io ho visto fino adesso, perché neanche Eraclea è arrivata a questi livelli qui, perché comunque Eraclea già lì è un casino, qui è ancora peggio che ci sono delle famiglie all'interno. Il prefetto sappia che noi oggi è dichiarazione di guerra da qui al futuro contro il prefetto, perché non esiste una roba del genere. Anche noi siamo disposti a perdere tutto. No, vabbè, ma voi non dovete mettervi nei casini innanzitutto. No. Sì, vabbè, ma ci riuniamo noi. Perché, no, lasciatelo fare a noi. Abbiamo già perso tutto. Abbiamo già perso tutto. Da ieri i nostri sogni sono andati via. Io capisco la posizione, la capisco fino in fondo. Vivo anch'io in un condominio che ha 11, fra l'altro ne ho 6 di vuoti appartamenti, non sono agibili. No, non c'hanno i bagni, non c'hanno niente per fortuna. Però il tema è questo. Io dico, noi dobbiamo avere un obiettivo, farglieli portare via, questo è l'obiettivo, no? Allora, adesso lui si è venuto a verificare se ci sono, come si può dire, gli strumenti da dare al sindaco, il sindaco deve fare, se ci sono gli strumenti in ordinanza, per lo pondero. Tutti quei cialtroni che continuano a dire c'è un accordo di luglio. Primo, noi l'accordo non abbiamo mai firmato, siamo l'unica regione. Secondo, anche se ci fosse, hanno cambiato la quota ben 2 volte, hanno aumentato di 2000 unità rispetto al luglio 2010. Per cui noi la quota di quel luglio l'abbiamo già raggiunta da mesi. Abbiamo già dato perché immigrati ne abbiamo più che a sufficienza in Veneto, anzi qualcuno andrebbe anche agevolato perché torni a casa, visto considerato che ce ne sono 42.000 senza lavoro. I cittadini hanno ragione, noi stiamo dalla parte dei cittadini, punto e basta. Adesso ci può dire solo una cosa. Sì, mi dica. Come ci difendiamo? Sì, beh, immagino. Perché noi ci hanno minacciato di arrestarci, quindi vogliamo sapere come ci Ma difendiamo voi non dovete adesso. far casino perché siamo con la ragione passate dal torto, l'ho già vista sta roba qua. Quindi intanto non mettervi nei casini, qualsiasi roba che serve, noi siamo qua. Due, adesso lasciatemi andare dentro, tu trova modo di farmi entrare. Voglio andare a vedere sta gente. Allora, qual è la situazione che ha trovato all'interno? La situazione è che va chiuso urgentemente questo presidio all'interno e gli immigrati devono andarsene via, punto. Non c'è altro da aggiungere. Ma lo dico, lo dico anche perché, pur essendo noi contrari ad ogni forma di ospitalità, perché abbiamo già 517.000 migranti in Veneto, siamo una delle 3 regioni con più immigrati, 42.000 sono disoccupati, pur avendo già dato, dico che se uno cerca di trovare una soluzione, e parlo del prefetto, parlo del governo, questa è la soluzione peggiore che può trovare, perché mettere un centinaio di persone immigrate che non sanno nulla del Veneto, non sanno nulla dei nostri usi e costumi, non sappiamo chi sono, metterle in un condominio dove ci sono famiglie con bambini piccoli vuol dire non avere assolutamente cognizione di cosa significa. Hai parlato di dichiarazione di guerra con questa decisione da parte della prefettura. Sì, ma noi facciamo una guerra che sarà gandiana, però non indietreggiamo neanche di un centimetro, visto e considerato che noi siamo dalla parte dei cittadini. A me spiace usare questi toni, però è altrettanto vero che in uno stabile dove ci sono famiglie con bimbi piccoli non si mandano gli immigranti. Presidente, se ne arrivano ancora? Se ne arrivano ancora sarà ancora peggio. Lei intende sentire il prefetto di Treviso? Ma sì, ma lo sentirò, lo sento, cerco anche di contattare Renzi perché gli voglio parlare. Anche perché noi abbiamo 2 sospesi. Il primo che è Eraclea. E Renzi mi aveva promesso che avrebbe spostato i migranti dalle località turistiche. E il secondo da ieri è questo. È l'ennesima scelta discutibile del prefetto Maroso, che sarebbe da chiedere la sospensione o la rimozione? No, guarda, l'ennesima scelta è degli incapaci inadeguati che sono a Roma che ci governano. Questa non è una fase emergenziale, qui ci hanno dormito per 4 anni sopra ai problemi e questo è il risultato. Stiamo africanizzando il Veneto. Complimenti.